Lunedì 27 luglio, Santa Liliana. È il 209 giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 157 al termine. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:44. La luna sorge alle 13:40, tramonta a mezzanotte e 05. Il Consiglio dei 10 decreta che tutte le fornaci da stoviglie esistenti a Venezia siano trasferite alla periferia della città. Ciò per evitare il pericolo di incendi, per mantenere pura l'aria e per il decoro della capitale della Repubblica. Le previsioni per domani: tempo in prevalenza stabile e soleggiato, specie in pianura e zone prealpine. Qualche annuvolamento pomeridiano sulle Dolomiti, dove saranno possibili qualche piovasco o rovescio. Temperature in lieve aumento, superiori alle medie del periodo. Se c'è un punto lungo la Piave dove la storia è passata più volte nel suo corso, questo è il tratto tra San Michele, Salettuolca e Andelù alla destra e Cimadolmo, Cornadelle e Strabiuzzo alla sinistra dell'acqua che da Peralba arriva fino all'Adriatico. Un territorio difficile e duro dove l'uomo ha sempre combattuto con la natura nel vano tentativo di ammaestrarla. Nei secoli più volte sembrava che le acque soggiacessero al volere umano, ma poi puntualmente questa superbia veniva punita con piene devastazioni. Così nasce Cimadolmo, una località che deve proprio alle piene il suo sviluppo. Infatti, se la gente veneta si stabilì definitivamente in queste zone, lo fece spostandosi più volte alla ricerca di un luogo dove le piene torrentizie non portassero via tutto. E se inizialmente uno di questi era la stazione di fermata lungo la Postumia, chiamata allora dai romani Stabilium, oggi Stabiuzzo, lo svincolo viario del tempo verso nord, una volta passata la Piave, chiamata ancora oggi Cornadella, non dava quella sicurezza che una località più in su invece garantiva. Zone che dopo la caduta dell'impero e il degrado dei tempi risolsero grazie all'azione dei monaci di Nonantola, che insegnarono la coltivazione dell'olmo come pianta in grado di assorbire molta acqua e quindi di prosciugare le paludi a favore dell'agricoltura. Così il villaggio di Cornudella, dopo l'ennesima devastazione intorno al 1178, andò a nord verso le cime, fermandosi a Villa dell'Olmo, e da qui appunto Cimadolmo. Paese che vive e divide la sua esistenza con la Piave. Podere dell'abbazia di Follina e da poco meno di 1000 anni guidato dal vescovo di Treviso, ha visto il passaggio di soldati, epidemie e devastazioni, ma si è sempre rialzato con quella ostinazione tipica della razza Piave. Oggi visitare questi luoghi è sentirne l'odore di mosto nell'aria autunnale, abbagliarsi al giallo intenso degli olmi che si preparano all'inverno, ma soprattutto vedere la vitalità negli occhi di questa gente che ha imparato a non spaventarsi, ma ad affrontare e superare tutto. Un vecchio detto racconta che questa gente del Piave sia come i Venc, i virgulti di salice che nascono copiosi tra i sassi del Greto e che servivano per legare le viti e per realizzare ceste e cestini indispensabili nella quotidianità contadina. Venc resistenti ma duttili, che si piegano alla furia dell'acqua, ma poi tornano dritti, al primo sole dopo la tempesta.